Pietro Giannone per aver E ci troviamo in questo posto bellissimo che sa molto di poesia. E noi vogliamo iniziare questo concerto, questi pochi frammenti musicali, omaggiando le parole di Matteo Salvatore. Che qua c'è povero, non ci può parlare, c'è da sola fatica. E c'ha pigliata la roscia e che una volta di tutto c'ha fatto lo figlio per la caparoscia e che una volta di tutto s'ha fatto lo figlio per la caparoscia. La farina lo mulina si pecora ce fa l'uluva se la da mangiare si pecora ce fa l'uluva se la da mangiare. Se io non tengo niente, mi mangio la polenta, mi mangio la polenta, e prima mi botte e poi mi leva. Mi mangio la polenta, e prima mi botte e poi mi leva. Grazie. Bravissimo il trio Sangue Mediterraneo che più tardi conosceremo più da vicino. E adesso, diciamo per rendere la serata un po' più comoda per i presenti, abbiamo deciso di saltare alcuni punti e di passare direttamente al video della vincitrice di questo concorso, Anna Elisa De Gregorio, purtroppo assente, che però ci ha inviato un suo video con la lettura dei 3 brani che potete seguire sull'opuscolo Periferie a pagina 4 e 6. E alla sua dinamica presidente Maria Dionisio per la realizzazione del percorso poetico Canuoro nel centro storico di oggi pomeriggio e per la mostra di pittura che ha arricchito culturalmente l'evento. Un grazie a Pierino Comparelli che tanto si è adoperato in questi anni e anche nella presente edizione per la riuscita del premio.
Prima di passare al clou della nostra serata, vogliamo presentare, ringraziandolo per la cortese disponibilità, un trio dell'NCP, il nuovo coro popolare, diretto dal maestro Paola Gagliardo Serrao, che ci ha offerto la colonna sonora nelle diverse tappe del nostro incontro e alla quale va una particolare menzione per la disponibilità e l'affetto dimostrato con i suoi interventi musicali a molti eventi attinenti al nostro concorso. Ringraziamo anche il trio Sangue Mediterraneo che ci allieterà questa sera con i suoi intermezzi musicali. E allora comincia la premiazione della 17ª edizione del premio Ischitella Pietro Giannone 2020. Per i saluti istituzionali abbiamo l'assessore alla cultura Valeria Di Sciglio. Prego. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio portare i saluti del sindaco, che purtroppo stasera per la prima volta da quando ci siamo insediati non sarà qui per problemi precedenti. E volevo ringraziare tutti i presenti per l'onore che ci danno ad essere qui appunto a manifestare il loro interesse per una tematica che appunto dovrebbe cercare di coinvolgere più gente possibile, perché ci dà la possibilità di ascoltare, conoscere quelle che sono le radici della nostra Italia, quei dialetti che noi non conosciamo e che però tante volte si mescolano e fanno della nostra Italia un tutt'uno. Ringraziamo Piero Comparelli per la sua disponibilità ogni anno all'organizzazione di questo evento insieme a Vincenzo Luciani, che poi è la vera anima di tutto, e i presenti per la disponibilità e per il lustro che danno al nostro paese. Ovviamente tutto ciò sempre in nome della nostra cultura e di quello che fu la personalità di Pietro Giannone, come voi tutti ben sapete. Detto questo vi auguro un buon ascolto, ringrazio ancora tutti per la presenza e speriamo che questo evento possa ripetersi nei prossimi anni e raccogliere sempre più interesse e più gente. Grazie a tutti. Adesso do lettura del documento ufficiale degli esiti del 17° premio nazionale di poesia in dialetto Città di Ischitella Pietro Giannone. La giuria, presieduta da chi parla, sono presenti i giurati Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Cosma Siani, Marcello Teodonio, Giuseppe Massara e Vincenzo Luciani con funzioni di segretario. Anche di segretario. Il Presidente informa che sono giunti entro il termine stabilito dal regolamento alla segreteria del premio presso il comune di Ischitella 28 sillogi provenienti dalle diverse regioni italiane. La scelta dei vincitori è stata operata dalla giuria dopo una selezione delle raccolte poetiche di 9 finalisti, di cui facevano parte, oltre ai 3 vincitori, i poeti Maurizio Noris, dialetto bergamasco della Valseriana, Amilcare Grassi, dialetto di Castelnuovo, La Spezia, Davide Cortese, dialetto siciliano, Eoliano, Andreina Trusniak, che è qui con noi piacevolmente, dialetto sloveno delle valli del Natisone, provincia di Udine, Maurizio Paganelli, dialetto genovese, e Patrizia Stefanelli, dialetto di Gaeta, provincia di Latina, anche lei qui piacevolmente presente. Dopo un approfondito scambio di considerazioni sul valore delle singole raccolte, la giuria all'unanimità ha stilato la seguente graduatoria finale, come avete già in qualche modo visto. Primo classificato, vincitrice della 17ª edizione del premio Ischitella Pietro Giannone, Anna Elisa De Gregorio con la raccolta Na giungla de Cartò, poesie nel dialetto di Ancona. Secondo classificato, Francesco Indrigo con la silloge Forse il vento, dialetto friulano. Terzo classificato, Paolo Steffan con la raccolta Sganga de Ciel, brama di cielo, dialetto veneto. Alle ore 19 il Presidente dichiara sciolta la seduta con la firma di chi parla e del segretario Vincenzo Luciani. Prego. Un applauso allora
ai vincitori e ai due finalisti che abbiamo il piacere di avere con noi. Ascolteremo dalla loro viva voce, nei loro dialetti, alcuni testi tratti dalle loro raccolte. I testi saranno preceduti dalla lettura delle traduzioni in italiano da Anna Maria Curci, Michelina Menonna, Manuel Cohen, che naturalmente ringraziamo per la loro bravura e per la fedeltà al premio. Iniziamo con la finalista Patrizia Stefanelli, che chiamiamo qui, dialetto del borgo di Gaeta, che ci leggerà un suo testo che potrete seguire su Periferia, pagina 16-17. Di Manet. Poi sono seguite pubblicazioni nel 2012 e 2016 col volume Un punto di BH e appena pubblicato a dicembre 2019 il libro L'ombra e il davanzale, composto da testi poetici e haiku arricchiti da 13 illustrazioni di Francesco Pirro. È presente in numerose antologie, pubblica articoli su riviste letterarie, blog, ha organizzato stage presso scuole e circoli culturali sulla poesia haiku. Allora, vogliamo leggere la motivazione per la premiazione di Anna Elisa De Gregorio? È qui? Sì. Così poi ascolteremo dalla sua viva voce i 3 brani e così possiamo finalmente cominciare la nostra serata. Attribuire il primo premio alla raccolta di Anna Elisa De Gregorio. E infatti solo in virtù di una poesia sabbianamente onesta, legata cioè al grande poeta Saba e a quello che ha insegnato nella poesia del Novecento italiano, che è impossibile dire l'esperienza del mondo, la memoria della lingua e della storia del Novecento, riverberata e verrebbe da dire illuminata dalla visione del mare anconetano. Basti pensare al Conero e a Numana, per chi è stato da quelle parti è veramente magico, molto diverso da quello garganico ma non meno magico, attraverso fatti tanto esemplari e marcati a pelle nell'immaginario. Il sacrificio di Palach, i giorni del Covid-19, la tragedia del Polesine attraverso la fantasia e gli occhi dell'infanzia, e la cui narrazione parte da una prospettiva umile, umanamente condivisa, variamente interrogante, dove l'universo sensibile di Anna Elisa De Gregorio, sia esso interiore e sia esso di relazione, partecipa con dolcezza e disincanto dell'esistenza, della resistenza e della sofferenza quotidiana e feriale del mondo e di chi lo abita.